Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina riprendiamo il discorso iniziato il mese scorso con il CONI Veneto e abbiamo ospite nuovamente con noi il presidente Dino Ponchio. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, lo scorso mese abbiamo fatto una disamina su quello che era su quelle che erano e che sono fondamentalmente le problematiche della nuova riforma dello sport. Lei diceva delle problematiche o comunque un argomento che magari può creare un po' di, non dico affanno, però magari un po' pesantino da così discutere online e allora questa mattina andiamo un po' sul pratico e appunto vorrei chiederle di spiegare a chi ci segue quelle che sono le iniziative del CONI per poi dare fattivamente una mano alle società sportive. Sì, grazie, provo. È un po' impegnativo perché quello che fa il CONI è tanto, anche se si sa poco, ed è colpa nostra, mia, in particolare, che non siamo bravi a far sapere quello che facciamo. E allora, parto così. Il CONI che vedo io e che ho dichiarato nell'assemblea elettiva che mi ha eletto presidente regionale Veneto del CONI, è sul territorio un CONI di servizio e al servizio del mondo dello sport. Non deve essere quello paludato delle cerimonie, o meglio, non solo di quelle, ma un CONI del fare. Per questo abbiamo la scuola dello sport, la migliore in Italia, 60 attività all'anno da vedere, quelle che facciamo nel sito CONI, nella pagina Scuola dello Sport. Ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto 24 incontri per cercare di aiutare la nostra gente, il popolo dello sport, i dirigenti a difendersi da questa perversa riforma dello sport per la parte di lavoro sportivo. 64 attività. Poi facciamo la consulenza, anzi facciamo l'attività diciamo istituzionale formale, la giornata nazionale dello sport, il primo weekend di giugno in tutte le piazze delle città che lo desiderano, con le nostre associazioni sportive, le federazioni, gli enti di promozione, eccetera. Facciamo la cerimonia delle benemerenze per onorare chi ha onorato lo sport. Facciamo in particolare l'applicazione, poi partecipiamo al trofeo CONI nazionale delle regioni, i nuovi giochi della gioventù, che quest'anno dovevano essere nel Veneto, nel Basso Garda, ma purtroppo non abbiamo catalizzato fondi a sufficienza, per cui saranno in Sicilia, dove fondi ne hanno a bizzeffe. E infine facciamo, per quanto riguarda le cose del fare, applichiamo i progetti del CONI, che sono i centri CONI, centri di avviamento allo sport organizzati dalle società attraverso le federazioni o dalle federazioni attraverso le società, i centri di avviamento allo sport che le società che vogliono aderiscono al progetto CONI e hanno dei sostegni anche economici, e i centri estivi, che quelli che si affiliano al CONI diventano EduCamp, campeggi estivi educazionali. Infine, e qui vengo a bomba, abbiamo proprio nell'ottica del CONI di servizio al servizio 2 anni fa ormai aperto, istituito, messe in funzione 5 sportelli a favore del mondo dello sport, sportelli su varie tematiche che sono a titolo gratuito, che funzionano on demand, basta telefonare, c'è un numero verde ma c'è anche il numero normale del CONI e c'è la posta dedicata, un sito di posta elettronica Sportelli Veneto, CONI Veneto, dove si possono fare richieste su 5 tematiche molto molto importanti. Allora, Presidente, visto che l'argomento è ampio, io direi analizziamo un paio di sportelli in particolare e poi magari la prossima volta approfondiremo
gli altri rimanenti, sempre rimanendo in un'ottica di, come ha detto lei, di aiuto gratuito alle società sportive e prevalentemente quelle ovviamente dilettantistiche. Allora, da quali sportelli vogliamo partire? È difficile scegliere. Sceglierei in questo momento, sceglierei i due che sono un po' più sulla cresta dell'onda. Quello che ho chiamato CAF, come i centri di assistenza fiscale dove si va a fare la denuncia dei redditi, ma in questo caso centro assistenza finanziamenti, per aiutare il nostro mondo, il mondo dello sport, a catturare, portare a casa i finanziamenti pubblici o anche privati, ma pubblici in particolare, che mettono a disposizione dello sport, metti i comuni, metti le province, ma soprattutto la regione Veneto in questo caso, e l'Europa, e sull'Europa poi mi fermo un attimo. Questo sportello, che è come tutti gli altri coordinato da una grande persona, che è il dottor Antonio Sambo, già dirigente della regione Veneto, che è dedicato anche ai finanziamenti allo sport, ai bandi di finanziamento allo sport, quindi chi persona meglio di lui per assistere le società ASD affinché facciano bene, presentino bene le domande di finanziamento alla regione, ma non solo. Dicevo anche perché la regione, con tutto il bene che vogliamo, anche se quest'anno, udite udite, ci saranno grandissime sorprese perché ci sarà un extra finanziamento molto importante che non annuncio io perché annuncerà l'assessore allo sport Corazzari, ma abbiamo fatto la consulta dello sport e abbiamo deliberato queste cose. Però oltre a questi della regione che hanno un significato, l'anno scorso erano 800.000 euro per tutto lo sport, 200 per la parte di promozione della pratica sportiva. Parlavo dell'Europa, il progetto Erasmus Plus Sport ha decine di milioni di euro a disposizione dell'Italia e addirittura arriviamo al miliardo per l'Europa, e quindi queste decine e decine di milioni di euro si concretizzano con supporti, contributi per progetti presentati bene. Presentare il progetto all'Europa vuol dire fare un dossier molto articolato e molto impegnativo, ma non si tratta più dei 1.000-2.000 euro che noi, i dirigenti, spesso vanno a pietire agli assessori di turno, ma lì si tratta dei 20, 30, 50 fino a 400.000 euro si può arrivare di contributo. Allora noi abbiamo istituito questo sportello per portare a casa questi soldi. Presidente, mi sembra di capire proprio che i soldi ci sono, però tante volte, nella maggior parte dei casi, non si sa come andarli a prendere. Quindi lo sportello, quindi delle persone competenti che sanno come muoversi in questi cunicoli, magari a volte un po' complicati da districare, ecco, un riferimento è proprio il CONI. Quindi diciamo alle società di mettersi in contatto con il CONI, con il CONI Veneto, per avere questa consulenza che, ripetiamo, no, è gratuita, giusto? Proprio così, in questo senso proprio mi piace ricordare che sabato scorso in sede della provincia di Treviso abbiamo aperto anche in collaborazione con loro anche un ufficio, proprio uno sportello fisico in provincia di Treviso dove dedicato a questo obiettivo, e lì si possono naturalmente accedere le società della provincia di Treviso, ma l'accordo prevede la disponibilità a collaborare con tutte le società del Veneto. Questo è lo sportello che il CAF, Centro Assistenza Finanziamenti. Poi mi piace ricordare che abbiamo attivo, anzi è super attivo, è sovraccarico di domande, quello per l'assistenza nella gestione delle ASD, delle società sportive, per la parte fiscale, tributaria, assicurativa, normativa, soprattutto in questo momento in relazione all'applicazione di questa legge, chiamiamola così,
sul lavoro sportivo. Lo sportello è attivo, è coordinato dal dottor Loda, commercialista di Verona, e dalla signora avvocato Stivanello di Padova, super esperti nella materia. Mi arrivano alla mail o per telefono circa 50 richieste al giorno e noi le evadiamo tutte. Chiaramente non facciamo, come si può dire, facciamo consulenza su domande specifiche, non facciamo l'assistenza completa alle società, perché per questo si devono rivolgere, purtroppo, perché la legge è complicata, agli specialisti. Beh, insomma, mi sembra che siano questi due sportelli, soprattutto in questo periodo, molto, non perché voglio togliere il valore agli altri, ma sono quelli forse più richiesti, no? Consulenza per capire dove muoversi e come muoversi in questa da lei molto amata riforma dello sport e Sì. poi dove andare a reperire fondi. Allora, io Presidente, Posso dare una nota di servizio? certo, certo, La deve. mail per scrivere richieste, domande, consulenze: sportelli.veneto@coni.it. Molto semplice, sportelli.veneto@coni.it. Il numero verde è 049 590 3551, 049 590 3551. Presidente, io intanto la ringrazio per questi due sportelli. Poi, tra qualche settimana, analizzeremo le altre iniziative del CONI, perché, come dice lei, meglio essere capillari e penso che insomma un collegamento di questo tipo possa dare un aiuto, magari piccolo, però una dritta su come muoversi e su cosa chiedere al CONI Veneto. Io intanto la ringrazio, Presidente, le auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.